Benvenuti, oggi è sabato 10 maggio 2025. Il sole sorge alle 5.57 e tramonta alle 19.56. La luna si leva alle 18.07 e cala alle 4.30. Oggi si celebrano i santi Alfio, Cirino e Filadelfo. Nati nel III secolo in provincia di Lecce e vissuti anche in Sicilia, dove sono venerati, i tre fratelli furono condannati a morte a Lentini per essersi rifiutati di adorare le divinità romane con un'offerta di incenso, un'azione imposta a chi era sospetto di fede cristiana. A loro è dedicata una festa religiosa nel paese catanese di Trecastagni. Oggi è la giornata nazionale della bicicletta, un momento molto importante di sensibilizzazione per promuovere e diffondere la mobilità sostenibile nel nostro paese e che vede coinvolte centinaia di associazioni e di comuni in tutta Italia. Buon compleanno a Bono Vox, leader degli U2, storica band irlandese. Il cantante compie oggi 65 anni. Ricordiamo anche il suo impegno umanitario e politico. Sono 54 le candeline per Adriano Giannini, figlio del grande attore Giancarlo, del quale ha seguito la strada. Tra gli ultimi film citiamo Vivere, Lacci e Tre Piani, ma all'estero è più noto per il remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, al fianco di Madonna. Infine auguri per i 67 anni del giornalista Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità. Numerose le presenze a porta di Bruno Vespa ed è uno dei più ricorrenti opinionisti nei talk show di Mediaset, tra cui Dritto e Rovescio, Prima di Domani ed È sempre carta bianca. È l'uomo che ha sconfitto l'apartheid. Una battaglia che lo ha costretto a scontare 27 anni di carcere. Il 10 maggio del 1994 Nelson Mandela è stato eletto presidente del Sudafrica, il primo non bianco. L'anno prima aveva ricevuto il premio Nobel per la pace. Ma è possibile il teletrasporto? La risposta è alquanto intrigante e dipende da cosa si intende per teletrasporto. Se ci riferiamo al processo di trasporto istantaneo di materia attraverso lo spazio da un luogo all'altro, allora mi dispiace ma non è ancora possibile. Tuttavia, nel mondo quantistico esiste qualcosa che ci si avvicina parecchio e si tratta dell'entanglement quantistico. Cioè quel fenomeno per cui due particelle, come gli elettroni, se sono state a contatto rimangono correlate tra loro, anche a 1200 km di distanza. Questa è infatti la distanza per cui è stato riportato che un intervento su una particella modifica istantaneamente anche l'altra, come se potessero quasi comunicare tra loro. Questo in linea teorica può avvenire per distanze infinite. Buon weekend ai 12. Finalmente si risveglia Giove grazie a una carezza della Luna che stabilisce un magnifico trigono tra Giove in Gemelli e Luna in Bilancia. Cosa accade nello zodiaco? Ariete. Per quanto la Luna possa essere opposta, il risveglio di Giove è sicuramente un toccasana per quello che riguarda viaggi, ambizioni e un po' di fortuna in amore, perché no? Ebbene, oggi con un sorriso di nuovo smagliante affronterete tutto in maniera positiva. Toro, la giornata di oggi è una giornata che presenta un Giove molto danaroso e fruttuoso. Il trigono della Luna in Bilancia vi aiuterà anche a decidere di desiderare qualcosa di bello per voi oggi. Concedetevi un piccolo regalo. Gemelli, protagonisti della giornata assieme alla Bilancia con questo stupendo trigono Giove-Luna che si forma nel cielo. Oggi avrete decisamente un po' tutto più facile, tutto molto più in accordo, ma soprattutto è in amore che vi sentirete assolutamente paghi, ricchi e felici.
Cancro, una giornata oggi che prevede ancora la quadratura della Luna, che vi fa comunque richiamare l'attenzione ai problemi logistici che Giove suggerisce, proprio perché le nuove scelte lavorative e di assetto affettivo comporteranno qualche cambiamento importante. Leone, una giornata oggi molto piacevole, proprio perché la Luna ammorbidisce tutto nel segno della Bilancia, addolcisce la comunicazione, mitiga quel Marte un po' pungolante, Venere dalla vostra parte, quindi siate diplomatici e anche se qualcosa non vi è andata giù, oggi farete buon viso al cattivo gioco. Vergine, una giornata oggi che prevede una Luna molto piacevole e distesa, le prospettive sembrano essere meglio curate, anche la vostra tecnica e i vostri accordi sembrano baciati dalla buona sorte. Ora è il caso di programmare una piccola vacanza distensiva. Bilancia, protagonista assieme ai gemelli in questo weekend, la Luna nei vostri gradi forma un bellissimo trigono con Giove, aumentano le prospettive positive e dopo qualche piccola debacle ecco che finalmente tornate in auge con una prospettiva nuova ed efficace. Scorpione, una giornata oggi che vede la Luna avvicinarsi sempre di più ai vostri gradi, è una Luna che toccherà fortemente il vostro cuore e soprattutto che vi farà ripassare con un po' di nostalgia tutta una serie di eventi per voi importanti nella vostra vita. Plutone vi spinge ad essere ancora più progettuali e a utilizzare questo weekend per farvi venire nuove idee, passione assicurata. Sagittario, giornata oggi che vede la Luna decisamente vostra amica, proprio perché si connette al vostro pianeta Giove che sentite distante e opposto, mentre invece oggi riprenderete un po' tratti del vostro carattere e della vostra vita che vi piacciono, quindi riabbracciate la vostra natura, l'opposizione di Giove sta comunque per finire. Capricorno, la quadratura della Luna vi ricorda col suo aspetto gioviano che ci sono delle spese da ottemperare, delle piccole scadenze a cui fare attenzione, ma questo weekend non è il caso di spenderlo così, rimandate tutto a lunedì, ma occhio all'agenda e alle scadenze che avete davanti. Acquario, una giornata oggi che vede questo trigono della Luna darvi molta energia, proprio perché Giove è compatibile, riesce a essere più ottimista e positivo del solito, non vi manca certo la fantasia e l'opposizione di Marte inizia a essere un po' più debole. Cercate quindi di essere felici di ciò che avete, per tutto il resto e le vostre ambizioni ci sarà tempo. Pesci, una giornata oggi con tutta una serie di prospettive e di ripensamenti. Cercate nuove collaborazioni, cercate nuove idee, utilizzerete questo weekend come un serbatoio di fantasia da cui attingerete nuove soluzioni per la vostra vita. Aveva la capacità di rimanere sommerso per un periodo quasi illimitato, grazie a un motore atomico. Con i suoi quasi 100 metri di lunghezza e il peso di oltre 3.000 tonnellate, il Nautilus è stato il primo sottomarino a completare la circumnavigazione subacquea della Terra, un viaggio concluso il 10 maggio del 1960. Quando uno spettacolo o un evento giunge al termine, spesso il pubblico esita ad andarsene, sperando in un bis o in qualche ulteriore sorpresa. In inglese, per sottolineare che qualcosa è davvero concluso e che non ci saranno ulteriori sviluppi, si usa l'espressione Elvis has left the building, che tradotta significa Elvis ha lasciato l'edificio. Stiamo parlando proprio del leggendario Elvis Presley. Questa espressione ha radici reali. Il 15 dicembre 1956, durante una fiera in Louisiana, il promoter utilizzò questa frase per calmare il pubblico dopo un'improvvisa apparizione di Elvis durante un concerto. Da quel momento è entrata nell'uso comune. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Lars Lucidor nacque a Stoccolma il 6 ottobre del 1638. Fu
Fu un poeta e la sua raccolta postuma I fiori dell'Icona lo rese celebre. Rimasto orfano di entrambi i genitori all'età di 12 anni, visse con i suoi numerosi fratelli a casa del nonno. Muovendosi tra diverse università, fu coinvolto in duelli tra studenti e partecipò a sommosse popolari che gli valsero alcuni mesi di carcere. Figura leggendaria per il suo tormento esistenziale e lo stile di vita zingaresco, finì la sua breve vita in modo tragico, trafitto da un colpo di spada dopo una discussione con un tenente. Nei suoi versi espresse la gioia di vivere, il terrore della morte, l'ebbrezza del vino e dell'amore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ci lamentiamo sempre che i nostri giorni sono pochi e agiamo come se non ci fosse mai fine ad essi. Chi l'ha detto? Seneca. Oggi proviamo a non dare nulla per scontato nella nostra giornata e a cercare la bellezza in tutto quello che ci circonda. Noi ci vediamo domani, sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.